Nulla verrà tralasciato, l'indagine è accurata e dopo aver ordinato un attacco sul corpo di Aghi Kollakul, 55enne stalker ucciso venerdì alla Sacra Famiglia dopo che aveva investito un carabiniere, si attende l'autopsia e l'esame tossicologico. La procura ha disposto una perizia balistica, ma anche una consulenza dinamica delle due auto coinvolte nel pomeriggio di follia esploso in vicolo Castelfidardo a Padova. La Skoda blu, guidata dall'albanese che ha ingranato la marcia e ha schiacciato il carabiniere in piedi mentre redigeva il verbale contro la sua auto di servizio parcheggiata davanti al furgoncino Skoda. I due mezzi danneggiati sono stati subito rimossi dopo i rilievi di venerdì e posti sotto sequestro, così come è stato sequestrato il coltello che brandiva il 55enne dopo essere sceso dalla macchina contro il carabiniere ferito e la pistola del militare che invece ha sparato per salvare il collega. 4 i bossoli repertati, 2 di questi hanno colpito con l'accu ferendo la morte all'addome e alla gamba. La procura indaga per eccesso colposo di legittima difesa. Nel passato di Collacu una condanna per maltrattamenti, un divieto di avvicinamento alla moglie e un ammonimento del questore emesso del 2021, che però non l'ha fermato dal tornare a tormentare l'ex compagna anche venerdì scorso. In queste ore si attende l'esito dell'autopsia eseguita ieri alla presenza di un perito di parte nominato dall'avvocato che difende il carabiniere che ha sparato e da un medico legale nominato invece dai fratelli del 55enne albanese che hanno chiesto di poter riavere la salma del congiunto per poter celebrare i funerali in Albania.